Benvenuti, bentrovati a Sky TG24 Economia, 40 minuti insieme per parlare dei principali temi economici di giornata. È già con noi invece il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, già ministro dello sviluppo economico e dell'agricoltura, Stefano Patuanelli, nel nostro studio di Roma. Ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera a lei. Patuanelli, vengo da lei. Allora, pur con... Lo faccio con una domanda, dopo parleremo molto più di questioni riguardanti anche lo sviluppo economico, i trasporti e quant'altro, ma pur con tutti i distinguo doverosi, considerato lo stato di guerra in cui si trova, come valuta il fatto che l'altro giorno il governo israeliano sia arrivato persino a ventilare, dopo che si è parlato di dazi europei nei suoi confronti, l'eventualità di una scelta autarchica? Io considero l'atteggiamento del governo israeliano in questa fase inaccettabile sotto tanti punti di vista, quello materiale, ciò che sta succedendo sulla striscia di Gaza, quello comunicativo, il modo in cui accompagnano il genocidio con una comunicazione del tipo attacchiamo soltanto le infrastrutture terroristiche di Hamas. Fa difficile pensare, è difficile Mi permetta che ci sia una sola precisazione, perché è sempre un discorso. Criticare il governo israeliano non vuol dire criticare la popolazione di Israele e in nessun modo criticare chi è di religione ebraica. Si può criticare il governo israeliano senza problemi, come critichiamo i governi qualsiasi. Oggi, abbiamo criticato il governo americano 1000 volte, nessuno ha ha pensato fossimo anti-americani. Prego. No, infatti non è una questione né religiosa né della popolazione e dei civili israeliani che non sono responsabili delle scelleratezze del loro governo, se non per il fatto di averlo votato tempo fa, probabilmente oggi. Sì, no, comunque è un governo democraticamente eletto. Certo, se tornassero a elezioni adesso, vediamo. Non credo che avrebbe lo stesso successo elettorale di quando è stato eletto, però tornando al punto, credo che sia il messaggio del governo israeliano su tanti fronti è totalmente sbagliato. Un ministro di quel governo che dice che Gaza è una grandissima opportunità immobiliare, cioè io credo che si commenta da solo, insomma, di fronte alla tragedia di ciò che sta accadendo lì. Però non paragonerei, come posso dire, l'eventualità di dazi o di misure protezionistiche e di sanzioni commerciali nei confronti di Israele che potrebbero essere proposte in queste ore dalla Commissione europea, non le paragonerei all'uso dei dazi fatto da Trump. Ecco, sono cose completamente diverse, strumenti e finalità completamente diverse. Io credo che sia un errore l'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti in questo senso. È chiaro che lui fa gli interessi degli Stati Uniti. Certo. Oggi c'è un mondo che va in una direzione molto complessa, che va studiata, capita e in qualche modo guidata. India e Cina assieme rappresentano circa 3 miliardi di persone e rappresentano un terzo del PIL globale più o meno. Cioè ci sono paesi in forte crescita e in forte espansionismo economico. Non si può pensare di fermare l'oceano con un sasso, no? Con uno scoglio, certo. Perché il dazio rappresenta un piccolo scoglio di fronte all'espansionismo economico cinese che è un oceano. Certo. Allora credo invece che la strategia debba essere completamente diversa. Peraltro l'applicazione dei dazi di Trump nei confronti dei paesi europei agevola ancora di più quell'espansionismo economico cinese, perché alla fine ci troveremo invasi da prodotti cinesi in Europa. Certo. E credo che non sia, come posso dire, un qualcosa che riusciremo a governare. Ci sono anche altri dati e altri elementi che vanno valutati. Forse i dazi avranno un'incidenza negativa verticale su alcune filiere produttive del nostro paese. Sì. Non su tutte in modo uguale. Poi il dazio viene applicato al prezzo di esportazione, non di vendita negli Stati Uniti. Un bene che viene importato a 1.000 e venduto a 3.000 sul prezzo finale avrà un'incidenza del 5%, non del 15%, essendo 1 a 3 il rapporto tra il prezzo di importazione e il prezzo di vendita. Ma ad esempio il tema della svalutazione del dollaro, che di fatto è in atto, è un dollaro debole, anche questo incide fortemente sulle politiche economiche. Certo, poi, assolutamente. Sono europee, tutte cose che rimano contro al commercio. Sono cose che si sommano le une con le altre. E poi Prego, è verissimo che in tutto questo l'Europa si sta dimostrando impreparata, che la burocrazia europea oggettivamente è un dazio occulto, che quello sì, quello che diceva prima esclusivamente da noi e che può essere tolto. Chiarissimo. Patuanelli,
Anche alla luce di questi numeri, e visto quello che abbiamo detto, cioè che il commercio sta diventando sempre più uno strumento anche di soft power, sia in positivo che in negativo, c'è un po' di preoccupazione anche dal punto di vista portuale. Fra l'altro ricordiamo che lei stesso è di una città portuale, perché lei è di Trieste, dell'altro grande porto italiano oltre a Genova. C'è un po' di preoccupazione in previsione di eventuali contrazioni degli scambi commerciali? Beh, sicuramente l'eventuale riduzione del commercio e delle materie che vengono poi trasportate può portare a una riduzione delle attività portuali. Mi preoccupa molto di più, mi dispiace che non ci sia Tra poco ci raggiunge, Rixi. io rimango speranzoso, prego. No, lo spero che se vuole faccio anche un intervento, mi parlo contro da Sì, solo. se può fare un po' anche la parte di Rixi ci fa comodo. Tutto si può fare. Mi preoccupa molto di più il fatto che abbiamo tanti porti italiani, tra cui Trieste, dove non si trova un accordo politico tra le forze di maggioranza per nominare i presidenti delle autorità di sistema. Vero. Perché purtroppo a Trieste c'è da giugno dell'anno scorso, quindi 1 anno e 4 mesi, che non c'è il presidente dell'autorità di sistema portuale. In questo momento perché non riescono a trovare un accordo tra forze politiche che dovrebbero essere più o meno tutte dalla stessa parte, visto che la competenza è tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quindi Salvini, Rixi in questo caso, e Regione Friuli Venezia Giulia, quindi Massimiliano Federica. Per cui al netto tra l'altro rappresento che non direttamente a causa di questo, ma per una serie di ragionamenti, di motivazioni più ampie, a Trieste c'è un calo tra il 50 e il 60% dei container degli ultimi 3 mesi rispetto ai 3 mesi dell'anno precedente, quindi un calo evidente anche legato al fatto che non c'è una governance forte nell'autorità di sistema che può mettere d'accordo gli operatori che in questo momento si stanno un po' facendo la guerra. Quindi oltre alla preoccupazione generale complessiva dell'eventuale calo dei traffici commerciali, indotti certamente dalle politiche di dazio e dalle guerre commerciali in corso e dalle guerre anche fisiche in corso, perché poi è evidente che la situazione dei conflitti non agevola il libero commercio, c'è una preoccupazione per l'incapacità di chi oggi governa di trovare le risposte necessarie per le autorità portuali. Patuanelli, perché ci abbiamo messo così tanto? Posso però dire una cosa prima? Ma certo. Perché quando sento parlare di nuovi mercati, di aprirsi a nuovi scenari geopolitici e commerciali, continuo a chiedermi perché abbiamo abbandonato, e lo dico veramente col timore che mi si dia del filo cinese, ma senza fare polemiche su questo. Prima il viceministro Rixi citava le varie collaborazioni del porto di Trieste. Ricordo che ALA, che diciamo, la società a partecipazione maggioritaria della municipalità di Amburgo, ha un accordo commerciale con Cisco dove ha venduto credo il 25% di una parte del terminalista, e ALA è azionario di maggioranza di Piattaforma Logistica Triestina, quindi la Cina già c'è. Io mi chiedo perché abbiamo abbandonato completamente, se non per motivi meramente politici diciamo interni, la via della seta, provando a sostituirla con la via del cotone, che, come posso dire, può essere un'altra idea, ma non vedo perché debba essere alternativa alla via della seta. Quello sbocco, quel rapporto ci consentiva di guidare le grandi trasformazioni commerciali che sono in atto. Ci consentiva, forse per la prima volta, di essere arrivati primi in Europa con degli accordi bilaterali con un paese che, come dicevo prima, ha una crescita economica e un espansionismo economico e commerciale enorme. E le cose arrivano comunque, anche se fai finta di no, arrivano. Ed io credo che guidare quel percorso era una cosa giusta. Poi si potevano modificare alcuni elementi dei memorandum, si poteva avere un'azione politica diversa visto che il governo era diverso, però ricordo che quegli accordi vennero fatti quando al governo c'erano Movimento 5 Stelle e Lega, e quindi anche il buon Edoardo.